Eccoci qua, eccoci qua. Bella, io bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, bentornati al caffè del lunedì. Buonasera. Caffè del lunedì pieno di spunti e polemiche probabilmente. Bentornati in questo canale dove si beve calcio e si vive Napoli. Altrimenti ci scordiamo sempre, ci dice Alessandro che ancora non è cazzo. Carici, ci scordiamo. Allora, ciao Aurelio, buonasera. 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 E allora, Andrea, penso che Sembriamo Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Potrei dire anche che noi siamo più belli, vero? Beh, effettivamente. Comunque, gli amici di Betson, vai. Figurati, questa giornata di Serie A, chiaramente partendo dal Napoli, penso che ci ha proposto e ci propone una serie di spunti di conversazione, probabilmente. Ce ne sta veramente tanto, ce n'è davvero di tutti i colori. Partendo naturalmente dal Napoli, che è stato il posticipo di ieri sera, che è chiaramente la partita di cui principalmente vogliamo parlare. Da dove vogliamo iniziare? Perché allora io mi sono segnato una serie di cose di cui parlare, tra cui ti faccio un elenco al volo. I 3 punti fondamentali, un approccio molle, una incapacità di gestire, degli errori assurdi, un Højlund un po' egoista, arbitraggio, il gol di Lucca naturalmente è anche qualcosa di positivo, la questione del modulo, Meret, la conferenza post di Conte, di Lorenzo in affanno. Cioè, allora, da dove ci aggiungerei anche la formazione titolare. Sì, ma infatti io dicendo il 4-3-3 intendevo, sai, la formazione di partenza. Da dove vogliamo? Partiamo dall'inizio, partiamo dalla formazione, partiamo dal primo minuto. Tu ti aspettavi che si confermassero i 4 centrocampisti o pensavi che mettesse almeno un esterno o Neres o Lang? Io mi aspettavo Neres, onestamente. Mi aspettavo titolare Neres. Sì, effettivamente è stato, diciamo, non strano, perché se dico che è stato strano sarei uno stupido, perché comunque se tu ragioni su come appunto pensa Conte e su come fa calcio Conte, diciamo può diventare anche normale e plausibile che venga confermata la stessa formazione, intendo come modulo. Perché diciamo per dare continuità, però pure io mi aspettavo comunque qualche cambiamento in più, cioè era la partita dove potevi provare magari a mettere, mo ci vuole il 4-3-3, magari a mettere la punta con gli esterni e provare a puntare un po' di più il Pisa, e questo diciamo ce l'ha confermato anche un approccio che secondo me è stato abbastanza molle del Napoli, senza rischiare chissà quanto, però sai, un approccio lento, un approccio con poca cattiveria. Non ci aveva abituato a questi approcci un po' più molli. Poi il Pisa è stato bravo. Il problema, sai quale, Vince? Che io perché volevo un attaccante, un esterno che puntasse l'uomo? Perché quando giochi contro squadre che si arroccano dietro e comunque fanno fase difensiva, 9 persone, 10 persone sotto il livello del centrocampo, dietro la palla, a te serve un giocatore che ti dribbla, ti fa superiorità numerica, ti porta Spinazzola ad avanzare, quindi mi aspettavo che Neres almeno sulla sinistra, oppure potevi puntare Lang. Se non ora, io penso, quando? Se non contro il Pisa, quando? Però, come dicevi tu giustamente, abbiamo anche capito che Conte ragiona in questo modo: chi è più in forma, lui si fida di chi è più in forma e di chi gli dà più certezze. Perfetto. Sì, di più è entrato già nella situazione Napoli, e anche dal fatto che, ti aggiungo anche un'ultima cosa, dal fatto che anche da com'è la partita, comunque noi abbiamo affrontato un Pisa che è estremamente fisico, quindi forse per esempio ragionandoci, mettere 2 esterni, seppur dribblatori, però molto leggeri, tanto non so, una gara di Formula 1 sì, incredibile. Sì, tra motorini, macchine, non c'ho mai lo sfizio che si schiantano al muro di fronte. Vabbè. Comunque,
cioè questo dicevo, magari mettere un attacco leggero poteva essere controproducente. In realtà col senno di poi è anche facile parlare o anche facile immaginare. Certamente pensavamo di trovarci un Napoli un po' più propositivo, ecco, questo sicuramente. Sì, Ti ripeto, do ti do un'altra chiave. Con questo modulo, io poi vedevo poi la partita anche ieri, e non è la prima partita. McTominay, che fa un lavoro assurdo, egregio, per amor di Dio, ma non è sacrificato un po' troppo a fare le due fasi, a non fare, perché lui comunque fa un finto esterno che rientra all'interno, fa la tre quarti e cioè, voi poi di lucidità negli ultimi 20, negli ultimi 20 allora, metri. secondo me Poi il loco, no, non si può vedere. Ragazzi, oggi abbiamo Fernando in collegamento direttamente dal quello che lui chiama lavoro. Come vedete, sta facendo spogliarelle, sta facendo. È per non mimetizzarsi. Mi stavo levando la mimetica. Mi stavo levando la mimetica perché giusto per non far capire. Sei carico stasera? Secondo me sì, vabbè, non ho tanto tempo a disposizione, quindi però sì, sono carichissimo. Metterei il commento di Salvio. Visto che una guerra in capo, Salvio. Comunque, allora volevo rispondere un attimo ad Aurelio. Oggi è Fernando che tiene problemi di connessione, probabilmente. Coccoruna gira a Davide problemi di connessione. Sì, prende malissimo, mannaggia quel porco. Comunque, per rispondere un attimo ad Aurelio, ragazzi, io mi preoccuperei relativamente della situazione di Lang, nel senso che parlare di bocciatura secondo me è eccessivo. Stiamo parlando di comunque un giocatore che arriva da un campionato olandese, che arriva in un contesto che inizialmente soprattutto doveva essere diverso, cioè nel senso arriva in una squadra che inizialmente doveva giocare almeno a quello che pensavamo tutti con un 4-3-3 e al momento si sta ritrovando a giocare con un 4-1-4-1, cioè quindi tendenzialmente a giocare senza esterni. Quindi ripeto, Lang non è una bocciatura, bisogna solo attendere il momento giusto, attendere il momento in cui Conte magari cambia appunto la fisionomia della squadra, che in realtà stava cambiando durante Napoli-Pisa, poi in realtà c'è stato gol e quindi ovviamente ho detto ok, non entra più Lang, infatti l'ha chiuso a chiave in panchina, però si tratta semplicemente di aspettare. Non so voi come la vedete, ma bocciatura. Ma infatti lui lo dice nella conferenza stampa post o comunque nelle interviste post, dove lui dice ci sono dei giocatori che sono venuti da altre realtà e devono immedesimarsi nella realtà Napoli con altri allenamenti, altri carichi di lavoro, e anche lo stesso Lucca l'ha detto. Quindi non preoccupiamoci troppo di Lang, perché è normale che un giocatore che viene comunque da una realtà olandese, che comunque è diversa dal campionato italiano, che è molto più tattico, lo sappiamo, e sappiamo anche che Conte comunque lavora molto sui carichi di lavoro e su giocatori che devono essere perfetti per il suo modo di giocare. Fate lavorare Lang, non abbiamo troppo aspettative su Lang, nel senso non alziamo troppo l'asticella, perché poi possiamo rimanere scottati, facciamolo lavorare tranquillamente, poi avrà le sue chance. Ricordiamoci anche l'anno scorso, nell'anno scorso abbiamo iniziato con un modulo e poi ne abbiamo finito con un altro, anzi abbiamo iniziato con un modulo, abbiamo cambiato modulo in corso e poi abbiamo finito con un altro modulo ancora, quindi tranquilli, il campionato è lungo, le partite sono tante, tutti avranno le proprie chance e come vedete Lucca si è sbloccato e secondo me anche mentalmente, poi ci arriveremo al discorso Lucca ovviamente, sì, quindi lasciate, non è un problema, Lang non è una bocciatura. In realtà, prendendo il volo, diciamo, da questa cosa che hai detto, intanto ciao Salvio, e dal commento di Salvio, dell'altro Salvio, che insomma, chiaramente siamo tutti contenti anche solo di leggerlo, che la capolista momentaneamente se ne va, perché comunque si può parlare anche di mini fuga, amano tanto questa parola, semplicemente
siamo chiaramente a punteggio pieno rispetto agli altri, io la vedo più così, semplicemente lì la Juventus è scivolata a Verona, mentre noi siamo riusciti a vincere contro un Pisa comunque molto fisico e comunque ben organizzato secondo me. Ma questo è l'assist per dire i 3 punti sono stati fondamentali, ma io vorrei lasciare un attimo la parola a Fernando, che ieri mi sembrava abbastanza, diciamo, ieri sera, non so Fernando se ti è scedato uguale, perché ieri siamo un po' esaurita, città, lo faccio sfugare un attimo. No, vabbè, ma mi sentite? Sì. Vai, forte e chiaro. Cioè, raga, io ieri sera stavo impazzendo. Io penso di aver rischiato 4 ictus, 18 infarti e 36 tumori. Perché, dico la verità, non mi aspettavo una partita così sofferta. Non mi aspettavo tutti quegli errori che abbiamo commesso, perché ieri è stata la sagra degli errori, soprattutto Di Lorenzo, Meret. No, Meret no. Ma sì, Che ha fatto sì. Meret? No, Meret, però, cioè, Meret almeno 2 uscite le doveva fare che non ha fatto. No, io però sì. no. Me la ricordo, no. Me la ricordo a memoria la partita. C'è il cross non mi ricordo come si chiama, quello lì di colore del Pisa sulla fascia destra di Quadrado, che si è deviata, il pallone è saltato nell'area piccolina di Meret. Aspetta che è passata tutta la Marina Militare. E il pallone è rimbalzato davanti a Meret nell'area piccola e lui non ha fatto niente. Cioè, vabbè, comunque, lasciamo stare. Conte non mi è piaciuto la squadra che ha messo in campo. Non mi sono piaciute le sostituzioni, non mi è piaciuta la squadra, non mi è piaciuta la tenuta mentale della squadra. Non mi è piaciuto quasi niente ieri sera. L'unica nota positiva è che Lucca si sia sbloccato, sperando che continui, che riparta. Come questa cosa che ha segnato Lucca? Vabbè, ma Vincenzo, se Lucca non segna manco cosa buona ci sta. No, Andrea, no. Cioè, l'unica cosa positiva... Ha parlato Fernando che è il classico tifoso medio napoletano. No, allora, per me l'unica cosa positiva che c'è della partita è che ti portate 3 punti a casa. Dopodiché per me non meno male, figurati se pareggiavamo, figurati. Allora, Madonna Sant'Andrea, no, veramente, quando Beukema perde quella palla sul Trimone là, meno male che ha tirato di sinistra e non se l'è portata la palla sul destro, allora, veramente. Io il problema sai qual è? Analizzando le cose, là credo che siano non è tanto un discorso di è un discorso di superficialità, ma non dovuta al fatto che vabbè abbiamo portato la partita a casa, perfetto, 3-1 è finita. No, là è un discorso di calo di concentrazione. Il Napoli lo ha sempre avuto, sempre. Qualsiasi partita faceva, anche prima Conte, anche l'anno scorso, ha sempre avuto questo problema che ogni tanto staccava la spina. Questo è un qualcosa che secondo me Conte, ed è l'unico che potrebbe lavorarci, deve lavorare su alcuni giocatori. Il discorso di Lorenzo, appunto, secondo me lui ha patito molto l'espulsione contro il Manchester City. Ieri ha fatto una partita neutra, cioè senza né arte né parte. Poi però ha fatto quella cazzata, perché è una grande cazzata, di mettere quel pallone al centro su una ribattuta, e tu quella palla la devi buttare. E anche Beukema è là proprio superficialità, diceva ci sta il giocatore mio là vicino, però può capitare. La me è piaciuta una grande cosa, De Bruyne. La mentalità di De Bruyne: calma, non è successo nulla, resetta, calma, resetta. Quello è il giocatore perno che ti fa portare quella mentalità, che ti porta a dire voglio, non è successo niente, ammannanza, può capitare. Perciò io non la prendo così tanto sul negativo. Un qualche scivolone può capitare. Il problema è che è un discorso che Napoli si porta avanti da tempo, del gestire le partite, e su quello dobbiamo lavorarci, punto. Non siamo perfetti, però allora, no, Meret, per favore, tutto bene, ma non può dire che ha fatto una partita in merda. No, allora Meret ha fatto il miracolo sul numero 7 lì del Pisa, su errore di Spinazzola che non ha tenuto la linea difensiva, e tutto a posto. E però alla fine
Guarda che alla fine c'era fuori gioco, è pur vero che c'era fuori gioco, però comunque l'Api l'aveva pigliato pallone. Sì, no, vabbè, ma comunque alla fine purtroppo Cioè, ha fatto 2 parate. è la squadra che per me non ha girato ieri, perché si vedeva che era una squadra stanca dalle fatiche di Manchester, e qui già arriva la prima critica per me per Antonio Conte, perché se vuoi fare turnover e non mi vuoi far giocare allo bot che Anghissà, hai la possibilità di cambiare modulo e giocare col 4-3-3 mettendo Neres e Politano, ma anche Lango, aiuto. Cioè, ma se non lo fai qua con Pisa, ma con chi ha da qua chi lo guaglione? Cioè, come te lo dimostra se sta facendo qualche progresso, se non lo sta facendo? Col Pisa Lang gioca, anche perché tu comunque ad oggi che hai la possibilità di fare 5 cambi, tu hai la possibilità poi di fare retromarcia e tornare al tuo modulo iniziale. Però va bene che giochi col 4-1-4-1 quando non puoi rinunciare a tutti e 4 i fenomeni che hai a centrocampo, ma nel momento in cui scegli di rinunciarne a 2 di loro puoi cambiare e puoi mettere il 4-3-3, secondo me, dando spazio ad altri un po' più freschi, perché ragazzi poi noi all'ultimo quarto d'ora si vedeva proprio che eravamo sulle gambe. Anche lo stesso McTominay, che è un anno e mezzo che è perfetto, ieri gli ultimi 10 minuti ha perso 2-3 palle che non da McTominay, perché ma si vedeva proprio che erano distrutti. Politano altri 90 minuti, Di Lorenzo ha fatto di 2 puttanata ieri. Infatti mi aspettavo che McTominay stesse in panca e facesse giocare Elmas al posto di McTominay, se non vuoi rischiare Neres o Lang. Non mi aspettavo Anghissà in panchina e Elmas al posto di Anghissà. Ma poi Andrei, tu fai il turnover, no? Oggi ne parlavo con il collega. Tu fai il turnover, non fai giocare Lobot che Anghissà al 60°. Quali sono i primi 2 cambi che fai? Lobot che Anghissà. Cioè, ma non quella ne fa non l'ho Trasini. capita. Quella non l'ho capita neanch'io. Cioè, Gilmour sta giocando bene, quindi io non capisco perché levarlo. Lobotka lo capisco, perché Lobotka ti ripulisce i palloni e ti fa la fase difensiva migliore rispetto a un Gilmour che è solo regia. Lobotka ti ripulisce il pallone là davanti l'area, quello lo capisco. Anghissà non lo capisco, cioè io avrei fatto uscire McTominay almeno per dargli un po' per farlo rifiatare, poveretto. Sposti Elma, poi noi diventiamo tutti allenatori del pallone, poi sposti Elmas a sinistra che può fare anche quella fase là sulla sinistra e metti, non so, sposti Gilmour mezzala, per dirti. Però non avrei fatto, il discorso è quello, cioè non avrei fatto entrare tutte e 2 insieme, anche io mi trovo d'accordo. Io per quanto io penso che il Pisa abbia fatto una grande partita ieri al Maradona, perché sono venuti preparati, Gilardino ha preparato tatticamente benissimo la partita, però è indubbio che è il Napoli, no? Che ha rischiato un'altra volta, così come Firenze, di avvivare una partita che fondamentalmente sul 3-1 poi potevi controllare, no? Buongiorno, sa da fare beneficiare prevede ricciuno a perché si è fatto malata oggi, già facci giù. Vabbè, si sa l'entità dell'infortunio, ancora no. Esatto, Fernando non fa niente. L'entità dell'infortunio di Buongiorno, in realtà, per rispondere già a Claudio, l'ultimo commento di Claudio, non lo sappiamo ancora qual è proprio l'entità. Penso di non fare ancora tutti gli esami. Credo che domani si sappia se è comunque qualcosa di grave, perché si parlava di risentimento muscolare, quindi in realtà capiremo se è grave oppure, speriamo di no, magari se è stato solo tolto per una questione precauzione. Può essere anche solo un affaticamento e nulla più, quindi si fa questa settimana di riposo e con Milan è titolare. Vediamo. Comunque, io vi ho lasciato parlare, insomma, perché vi vedevo abbastanza presi. Però, insomma, la mia lettura della partita mi trova in d'accordo, cioè d'accordo e in disaccordo con entrambi, a seconda, insomma, a seconda un po' degli argomenti. Posso dire un attimo una cosa, poi ti faccio parlare? Prego. No, l'arbitro di ieri sera comunque manco i pulcini può arbitrare più, secondo me. Esatto, in realtà c'è gente che dice che aveva ragione. Ci voleva no, ma ragione o torto, perché secondo me ha fatto erroracci da ambedue le parti, cioè no a pro Napoli o pro Pisa, però per me non è proprio in grado di poter gestire una partita di Serie A, cioè quindi per me deve tornare ad arbitrare i primi calci.
cioè i bambini di 5 anni, perché ne è cosa soia. No, ma più, guarda, poi faccio parlare Vincenzo, ma più che altro, più che l'arbitro, il problema là è il VAR. Ragazzi, siamo sempre là, non si capisce, non è chiaro il protocollo. Poi non so se non vogliamo parlare adesso, ne parliamo dopo. Dimmi tu, Vincenzo, fa tu. Però il rigore dato al Pisa non è chiaro il protocollo, ragazzi, non è chiaro, perché se mi tocca non è mai rigore, perché se va a toccare la gamba e poi va sul braccio, a parte che il braccio io non lo posso far scomparire, però va bene, vale questa regola che se il braccio è largo allora tocca ed è rigore, perfetto, ma va a toccare sulla coscia, cazzarola, sulla coscia e poi va sulla mano, sul braccio, quello che è. Non è rigore, non è rigore. Poi hanno detto che è rigore, molti dicono di sì, altri dicono di no, è sempre quello il problema, che non si ha una linea comune. Come anche il discorso del rigore non dato al Pisa, per prima dato e per revocato, quello neanche è rigore, perché lui tocca la mano e la rigioca. Se non c'era quel tocco di mano e il Santo Marelli, non so se vuole essere, non so se vuole per forza avere ragione contro chiunque, quello non può essere rigore, perché lui tocca la palla con la mano da terra e la rigioca. Quindi è un danno procurato, tra virgolette. Tu vai a rigiocare perché hai avuto un vantaggio. Come fa a essere rigore? Chiuso, vai, basta. Allora, il discorso per quanto riguarda l'arbitraggio allora, l'arbitraggio è stato scandaloso sotto tanti punti di vista, direi quasi imbarazzante, onestamente. Sulla questione del primo rigore non dato poi al Pisa se ne potrebbe discutere in eterno, perché il problema è che non c'è un protocollo, un regolamento estremamente chiaro diciamo, su queste cose, e soprattutto stiamo parlando comunque di situazioni estremamente interpretabili, quindi non ce ne voglia Marelli, che figurati se ne sbatterà i coglioni di noi, come giusto che sia, ma lui mi viene a dire quella, la mano, diciamo, come dire, il movimento è congruo, e io posso venire a dire dalla mia punto di vista il movimento non è congruo, perché prima la mano ce l'ha più attaccata al corpo, poi la allarga, sì, posso capire che la allarga perché sta scivolando, però il braccio è largo, quindi il pallone tocca il braccio, allora fisicamente il pallone cambia direzione, perché se il pallone non toccava il braccio magari finiva dietro la schiena e magari lui non riusciva più a giocare, cioè, quindi purtroppo è una continua interpretazione della situazione che l'arbitro ha interpretato in questo modo e quindi ha deciso che non era rigore. Qui perciò dico, qui si potrebbe discutere in eterno dal mio punto di vista. Per quanto riguarda il rigore dato, che era probabilmente l'unico che non c'era, come ci siamo detti anche ieri, là per me è stato imbarazzante, ma scusatemi, torno sulla questione del primo rigore. Per me è stato imbarazzante anche richiamare al VAR l'arbitro, che non mi ricordo come cazzo si chiama, perché se tu me lo richiami e mi fai vedere solo lo step on foot di De Bruyne, io alzo le mani, quello c'è, glielo fai vedere e dici guarda è rigore, punto. Ma se tu lo chiami e dici guarda c'è lo step on foot, però c'è anche il fallo prima che potrebbe essere fallo, cioè tendenzialmente tu gli hai comunque messo il dubbio in testa, che lo chiami a fare l'Anfield Review, capito? È proprio cioè per me è stato tutto il concetto che è sbagliato. È stata tutta una follia, e il rigore che è stato dato probabilmente era quello che meno c'era, perché anche in questo caso sì, il braccio era largo, ma rimbalza sul ginocchio e poi va sul braccio, cioè quanti rigori non sono stati dati così? Il problema è che, come abbiamo detto prima, il regolamento non è minimamente chiaro. Guarda, ho ascoltato un video del Penguin, insomma, che penso conoscete tutti oggi, e ha detto una cosa su cui mi trovo d'accordo, in cui lui dice l'unico anno in cui gli è andato bene l'utilizzo del VAR è quando si chiamava tutto, ok, quando tutto era fatto, va bene, però il discorso che faceva lui provocatore, dice almeno c'è un metro, capito? Dice ok, in aria comunque tocca la palla con la mano, qualsiasi sia la situazione è fallo, punto, basta, a meno che non sta proprio azzeccata al corpo. Sbagliato, potrebbe essere sbagliato, però quantomeno c'era un metro di giudizio, c'era un metro di una linea da seguire. Adesso chiaramente diventa complicato, perché se l'arbitro ha potere interpretare, chiaramente l'arbitro interpreta a capo suo, come giusto che sia. Allora
io posso pensare uguale all'arbitro, Andrea può pensare contro, Fernando può pensare in un'altra maniera, o Juventino può pensare in un'altra maniera, l'interista, perché poi è chiaro che poi entrano dei discorsi in mezzo. Infatti in questa weekend è stato richiamato in causa il fatto dei retropensieri che disse l'anno scorso Conte, perché manco a farla apposta in questo weekend a noi pare ci sia andato qualcosa diciamo a favore, mentre alla Juve contro. Quindi però a favore non tanto, scusami Vincenzo, perché per completezza, se tu vai a vedere, guarda che a noi mancherebbe un rigore o comunque mancherebbe una revisione al VAR, perché non mi ricordo chi era in area, Højlund, perfetto, viene completamente falciato, preso sull'anca, dopo 10 minuti dal rigore revocato al Pisa, c'è l'azione lì in area di rigore del Pisa, non viene chiamato il VAR. Quindi non ho capito il discorso qual è. Il VAR quando interviene, cioè il problema è proprio quello, quando interviene. Il VAR interviene su un chiaro errore. Per esempio e questo non è un chiaro errore. Aspetta, però lo sai qual è il fatto? Sull'intervento di Højlund io non dico che non sia un chiaro errore, perché il contatto c'è, anche se non è un contatto pesantissimo, quindi potrebbe essere non giudicato come chiaro errore. Lì tutto sommato mi sento di assolvere l'arbitro, perché in realtà lui ha tenuto questa linea di fischio quasi per tutta la partita, per i contatti anche in area, perché come diceva Fernando ieri a noi c'è stato anche un altro contatto provocato da Di Lorenzo in area del Pisa, che se tu vai a vedere e lo vai a snocciolare, comunque Di Lorenzo tocca il giocatore del Pisa che cade, ed è la stessa cosa di Højlund. Quindi questi due episodi tu li metti sulla bilancia e sono uguali. Il problema sono gli altri due, secondo me. Il problema è anche il metro di giudizio fra le partite, perché in molte partite anche una pizzicata, come diceva Marelli in diretta, che io lo sentivo e mi sanguinavano gli occhi, anche una pizzicata, la pizzicata in altre partite è stata chiamata come rigore. Quindi la pizzicata è rigore o non rigore? È interpretazione dell'arbitro? Cioè, capì? Il problema è sempre questo. Il problema rimarrà questo. L'interpretazione dell'arbitro è del VAR. Anche l'arbitro, no, dico, il problema è che il regolamento è interpretabile, quindi in base all'arbitro che tu ti trovi quella giornata puoi avere, esempio stupido perché leggevo nei commenti, anche l'arbitro che ha arbitrato Verona-Juve, no? Sì, intanto salutiamo tutti quelli che hanno commentato, ragazzi, salutiamo tutti, che a volte presi dal parlare ci scordiamo. Anche l'arbitro che ha arbitrato Verona-Juve, no? Cioè, è stato retrocesso in Serie B perché ha fatto una serie di punti, tra l'altro manca l'espulsione di Orban, no? Per esempio. Meno male che non l'ha espulso. Il problema... No, ce l'ha fantacalcio. No, vai giù, lo tengo fantacalcio. Il problema è che purtroppo non c'è una regola esatta, capito? Che tu ti attesti a quella regola e sai se è fallo o non è fallo. Io per esempio vi dico la mia. Per me il rigore dato al Pisa non è mai rigore, però secondo me il tocco di mano del giocatore del Pisa in area, che poi viene c'è il contatto con De Bruyne, per me quello non è fallo di mano, perché lì il giocatore del Pisa non se la può tagliare la mano. Cioè, secondo me è un movimento congruo con il movimento del corpo. Non so se riesco a rendere l'idea. Sono d'accordo con te. Aspetta, sono d'accordo fino a un certo punto, perché il problema è che quella traiettoria viene bloccata dalla mano e quindi il giocatore del Pisa può ritornare in possesso. Recuperava lo stesso. Lui il non lo pallone sai. l'aveva sempre lì. Tu non puoi andare, ma il problema è che non puoi andare con i se e con i ma, tu devi stare su quello che succede. Quindi quello che è successo è che lui è rientrato in possesso del pallone perché il pallone è rimasto là. Sì, e però dato che però c'è da dire che tu non puoi giocare con i giocatori senza un arto, quindi perché sennò è calcio paraolimpico, il giocatore ma è lo stesso, come si rialza? È lo stesso discorso quando metti le braccia. Per me è inconcepibile che un giocatore debba, ma proprio fisicamente non si può fare, non puoi saltare con le braccia dietro, tu devi saltare con le braccia così. Anche quello è inconcepibile, cioè c'è tanto di inconcepibile nel regolamento di oggi dei come per me rigori, non è neanche normale. Falli no.
ma come per me, ragazzi, non è nemmeno normale che in epoca di VAR ci sia uno scambio di persona e ritorno a quello che è successo in Verona-Juve. Cioè, quello l'arbitro ha detto che fallo di mano l'ha fatto Calulu. João Mario non ha niente di Calulu, manco il pisello. Cioè, quindi io come si fa a scambiare una persona per un'altra al tempo del VAR? Cioè, per me questa giornata proprio a livello arbitrale è proprio ma questa giornata in particolare, perché ne sono successe tante, ma in realtà purtroppo a livello arbitrale in Italia, ma anche in Europa in generale, il livello purtroppo si sta abbassando sempre di più. Questa è la cosa grave, sostanzialmente. Tutto ciò, la cosa divertente è che noi stiamo parlando di tutto questo nonostante il Napoli comunque abbia vinto la partita, insomma, giusto per ricordarlo, perché sennò magari chi tra l'altro muore dice, ma che cazzo stanno dicendo? Cioè, nel senso, comunque il Napoli ha vinto e questa è stata probabilmente la cosa più importante. Io forse non ero qui a montare oggi perché ero morto ieri, però io ieri vi dico, gli ultimi 10 minuti, ma no Antonio Conte, mi sono trasformato nel diavolo di Antonio Conte, ho iniziato a saltare per tutta casa, a fischiare, a urlare, mi è venuto un formicolio qua dietro che ho detto ecco qua, un ictus mi sta venendo. Ma infatti tornando un attimo alla partita e quindi a dirvi io in generale cosa ne penso, per quanto riguarda la fine della partita sono d'accordo, perché in realtà a me la cosa che ha spaventato è che il Napoli, la maggior parte dei giocatori hanno totalmente staccato la spina. C'erano, per rispondere anche a qualche commento che ho letto mentre voi parlavate, erano pochi quelli che riuscivano a gestire il momento, tra cui De Bruyne, insomma, che si prendeva la responsabilità anche di far girare palla, di cercare di gestire la situazione, sicuramente. Quindi anche per rispondere al commento, non mi ricordo di chi, mi pare di Aurelio, no, di Aurelio, che dice che prima aveva scritto, parla anche di De Bruyne per le prestazioni, che non sta convincendo. Ragazzi, semplicemente i nuovi si stanno finendo di integrare nel Napoli, nel gioco della squadra, quindi ci sono delle situazioni in cui può non piacervi o può non entusiasmarvi sostanzialmente, ma dovete anche considerare che De Bruyne non è un giocatore che entusiasma, non è un giocatore che fa la giocata scenica, voi lo dovete vedere da un altro punto di vista, cioè lui ieri cercava di gestire il pallone, cercava di gestire la partita, perché lui era abituato ad andare in vantaggio e poi ad arrivare a un certo punto in cui c'era la gestione, cosa che purtroppo la maggior parte dei giocatori del Napoli naturalmente probabilmente non sono abituati a fare, quindi questo per arrivare a dire che probabilmente la squadra non è ancora pronta a gestire un risultato, seppur contro una squadra come il Pisa, o comunque quantomeno ieri non ci sono minimamente riusciti, perché come hanno cominciato a provare a gestire il risultato, insomma, hanno staccato la spina e poi è arrivato l'errore madornale tendenzialmente di Lorenzo che ha riaperto tutto. Quindi cioè, il discorso di De Bruyne, del commento, io ti faccio anche un'altra chiave di lettura. De Bruyne come McTominay sono dei giocatori che devono giocare o come mezzala o come trequartisti. Il Napoli in questo momento gioca un 4-1-4-1 perché non abbiamo pronta l'ala sinistra, perché se tu giocassi con l'ala sinistra i centrocampisti, andando avanti lo vedremo per forza, perché avremo più impegni e più partite, i centrocampisti devono ruotare chi starà in panchina e chi sarà titolare. In quel caso il lavoro sporco che fa McTominay, ecco perché quello che dicevo pure all'inizio, McTominay lo vedo un po' si perde negli ultimi 20 metri, non ha quella lucidità giusta negli ultimi 20 metri, perché fa un lavoro sporco da centrocampista, esterno, trequartista, rifinitore, eccetera. Quando vedremo la tre quarti, cioè quando vedremo, non dico proprio il 4-3-3, ma anche un 4-2-3-1 puro, cioè con un esterno sinistro, là vedremo il vero McTominay, il vero De Bruyne. Adesso si stanno un attimo adattando perché la squadra deve entrare in rodaggio con tutti i giocatori, quindi non valutate adesso le prestazioni di De Bruyne, non valutate adesso le prestazioni di McTominay, aspettate altre partite, poi tiriamo le somme. Io credo che sia tutto un discorso tattico. Si deve sicuramente avere pazienza. Tra l'altro io aggiungerei a tutto quello che abbiamo detto, quello che ha detto anche Conte, che comunque
e anche se lui comunque secondo me fa sempre un po' di tattica quando parla in conferenza, nelle varie conferenze e interviste, è comunque vero in parte che noi dobbiamo rodare la squadra con le competizioni europee. Questo è un dato di fatto, lui l'avrà detto per tanti motivi, però tu non gli puoi nemmeno dire che non è vero, perché chiaramente l'anno scorso noi non abbiamo fatto la Champions. Ovviamente sono arrivati tanti giocatori che non sono abituati a giocare o ad avere la concentrazione per ogni 3 giorni, quindi lui in realtà ti sta dicendo so che ci sono dei piccoli problemi anche di concentrazione, perché è chiaro che tu passi da Manchester a giocare Napoli-Pisa e quindi là entra per esempio De Bruyne, magari approccia con la stessa testa, vi faccio un esempio, Bukema che comunque ha fatto una buona partita al netto dell'errore grossolano che ci stava mandando al manicomio e che ha provocato in me e Fernando la maggior parte di noi una serie di infarti, magari giustamente è meno abituato a fare questo salto, quindi queste sono cose sostanzialmente che bisogna tenere conto, anche l'abitudine di giocare l'Europa. Posso dire una cosa? No. Ok, andiamo avanti. Sempre divertente. No, vabbè, io comunque io l'impressione che ieri ho avuto durante la partita, l'ho detto anche a mio fratello, perché sta mio fratello qui, ho avuto l'impressione come se fosse una serata strana, cioè io non ho mai visto, ho visto come se il Napoli fosse entrato già dal primo minuto in campo con la cosa di dire vabbè, è fatta, è una partita semplice, tanto la vincim. Cioè io non ho visto la cattiveria che di solito il Napoli di Conte ha avuto, ok? Poi per quanto riguarda De Bruyne invece io dico anche un'altra cosa, comunque io non so la gente che cosa si aspetta da De Bruyne, fermo restando che anche io personalmente lo vedo ancora un po' impacciato nel controllo palla, però c'è da dire che ieri De Bruyne mette una palla nello spazio per Di Lorenzo che poi sbaglia il cross. Questo secondo me solo un giocatore di un livello internazionale come De Bruyne vede. Solo lui te la può mettere quella palla. E poi secondo me una cosa anche da non sottovalutare è che De Bruyne comunque viene da 10 anni giocati nella stessa squadra, con gli stessi giocatori, con lo stesso allenatore. Cioè lui a Manchester, chiudendo gli occhi, già sapeva a memoria quali erano gli altri movimenti degli altri giocatori. Siamo solo alla quarta partita, perché poi col Manchester ha fatto giusto 20 minuti, siamo alla quarta partita in un campionato diverso, con un allenatore che comunque non è che fa chissà quale tipo di gioco sul possesso palla, eccetera, con altri compagni di squadra, cioè, quindi diamogli comunque, anche perché non giochi in una posizione tipo, vedi Modric al Milan, dove tutti i palloni passano da Modric, quindi ha anche più possibilità di esprimere il suo gioco. De Bruyne è una sorta di trequartista mascherato da terzo di centrocampo, diamogli anche il tempo di entrare proprio negli schemi della squadra, perché una volta che entra negli schemi della squadra e sa che Politano ti fa un tipo di movimento mentre McTominay o chi per esso fa un altro tipo di movimento, secondo me la palla che abbiamo visto ieri per Di Lorenzo la inizieremo a vedere anche un po' più spesso. Sono d'accordissimo. Bisogna avere semplicemente pazienza. E fortunatamente abbiamo guadagnato un giocatore che sa battere i rigori, così come Firenze, sa battere i calcio d'angolo. Ti dà personalità. Ti dà sì, personalità. Sì. Ragazzi, no, ma dico al di là della viene... personalità, perché la personalità di De Bruyne non si mette in dubbio, però proprio ti dà durante i 90 minuti alcune sicurezze che tu prima non avevi, anche il rigorista. Andrea, ma quando mai abbiamo avuto rigorista in squadra? Mo invece, vedendo anche il rigore che ha tirato, cioè rigorista nel senso ci stava chi tirava più rigore rispetto agli altri, ma vai più sul però sicuro. Anche lo stesso Mertens, Higuain, quanti ne hanno sbagliati? Cioè, invece con De Bruyne, ti dico la verità, De Bruyne mette la palla sul dischetto a Firenze, l'ansia c'è perché stai vedendo la partita della tua squadra, però sai che De Bruyne comunque ha la personalità, capito, di non soffrire la pressione del momento. Assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente. Allora, diciamo che è stato messo in mezzo il discorso di domenica sera, come ben sapete, c'è Milan-Napoli. Effettivamente possiamo fare un attimo una piccola parentesi su questa partita, perché è vero che mancano ancora un po' di giorni, ma non tanto che cosa fa il Napoli a Milano, perché
non ci butteremo in pronostici, diciamo, inutili, ma semplicemente come ci arriviamo a questa partita che comunque dopo la Fiorentina, anche se onestamente per la partenza della Fiorentina chiamare il big match Fiorentina-Napoli adesso mi sembra un poco eccessivo, probabilmente questo è uno dei primi snodi del campionato, anche se siamo solo alla quinta giornata naturalmente, come ben sapete, ben sappiamo, però come arriviamo a Milano? Mentre Fernando naturalmente questa cosa è bellissima. Grazie, solo lui può fare una cosa del genere. Volevo dire che Fernando sta lavorando, cioè, quindi portiamo rispetto. Solo lui può fare questa cosa, veramente. Comunque, la domanda è questa: come ci arriva il Napoli a Milano? Ci arriva che cazzo? Fernando? Ci sei? Sì, come ci arriva il Napoli a Milano? Secondo me ci arriva col treno. Non avevo dubbi. Prende un Frecciarossa direttamente e arriva direttamente a Milano col treno. Tu che dici? Io li accompagno io col pullman. Ho preso io la patente del pullman, li accompagno io personalmente. Cioè, il Napoli ci arriva con la consapevolezza. Che sta dicendo? La prima curva va che dritto. No, il Napoli ci arriva con la consapevolezza di essere la prima in classifica, ragazzi. Secondo me il Napoli a Milano ci arriva con la Scilla e Fierra. Che sarebbe l'aereo, per chi vuole tradurlo è l'aereo. Diamo anche un po' lezioni di napoletanità. Di napoletano. Dicevi, Andrea? Vabbè, ritorniamo seri. No, credo che ci arriva con la consapevolezza che è primo in classifica e viene da 4 vittorie su 4. Il Napoli deve fare la sua partita, punto. Poi il Milan sarà difficile perché Allegri gioca un calcio che conosciamo tutti, che può piacere o non può piacere, a me non piace minimamente, però a volte è un calcio efficace. Un calcio pragmatico, un calcio diciamo essenziale, che con una partita comunque a settimana che loro hanno, nonostante stasera stanno giocando in Coppa Italia, quindi in realtà questa settimana loro hanno il turno infrasettimanale, e con una partita a settimana chiaramente Allegri può dire la sua, poi come hai detto può piacere o non può piacere, però Allegri il risultato te lo porta a casa se i giocatori ce li ha, e il Milan la squadra ce l'ha, cioè nel senso ce l'aveva anche l'anno scorso, ce l'ha anche adesso. Che se ne dica, ce li ha. Assolutamente sì, e c'ha anche una bella squadra secondo me, quindi ripeto, è una squadra come era il Napoli l'anno scorso, che una partita a settimana può fare la sua figura. E soprattutto secondo me la cosa più importante, non so se Leao viene recuperato. Intanto si è sbloccato Gimenez e ha segnato anche stai parlando comunque, grazie, vabbè, ma dici. Ma non ti si sente. No, dico, secondo me la cosa più importante che ancora non è stata detta, perché lo sapete, non voglio fare pronostici né altro, è che comunque la vittoria di ieri, visto i risultati che sono usciti durante la giornata di campionato, ti permette di andare a Milano con 2 risultati su 3, nel senso che anche se ti vuoi portare il pareggio a casa non è comunque male, anche perché a Milano ci sta a non vincere, cioè nel senso non sarebbe grave il pareggio. Non sarebbe scandaloso, non sarebbe assolutamente scandaloso. E la prossima è Juventus-Atalanta, Ma infatti allora io archiviato un po' il discorso di Napoli-Pisa, non so se avete altre cose da dire. Io volevo forse solo aggiungere due cose. Aspetta, io volevo giusto solo aggiungere che, come diceva Salvo prima, che non so se ci sta ascoltando, io sono molto d'accordo sul fatto che magari dobbiamo evitare, cosa che in realtà non abbiamo fatto, di crocifiggere comunque troppo i giocatori del Napoli per tanti motivi, perché comunque Di Lorenzo credo abbia affrontato una settimana veramente complicata, anche mentalmente, quindi ben venga questa settimana, diciamo, più soft, senza la partita la partita di Champions, è una settimana in cui si può rilassare un attimo il cervello e resettare un po' di
di cose. Esatto, del ci sono. Ok, e anche Meret, insomma, al netto di come diceva Fernando, magari qualche uscita che lui, come al solito, magari non fa, comunque ha fatto una buona partita. E diciamo, nel senso, va bene, gli errori li abbiamo notati, ci hanno fatto bestemmiare, ma possiamo tendenzialmente passarci sopra, dato che la partita l'abbiamo vinta. Detto questo, una delle domande che mi ero segnato da farci tendenzialmente, è l'Atalanta in queste 4 giornate vi ha sorpreso rispetto a quello che ci si aspettava, oppure proprio, sai, per arrivare a Juventus-Atalanta, oppure diciamo vi aspettavate un inizio del genere? Io me l'aspettavo così. Anche io. È molto altalenante proprio nelle partite. Deve assestarsi. Bisogna capire l'Atalanta che cosa vuole essere, se carne o se pesce. Dipende molto da Juric e molto fa Lookman, ragazzi. Molto fa Lookman. Certo, il reintegro di Lookman è fondamentale per capire l'Atalanta chi vorrà essere, e soprattutto bisogna, innanzitutto con quella pensavo allo stesso modo, nel senso che bisogna aspettare un attimo qualche altra partita per capire, anche perché dal mio punto di vista in quest'ultima giornata il Torino si è tendenzialmente suicidato contro l'Atalanta. Io non ho capito che cazzo di problemi ha avuto il Torino domenica, perché veramente non so, vabbè, se avete visto gli highlights o altro, io ho visto proprio la partita e l'ho seguita per gran parte della partita, soprattutto il primo tempo, in cui veramente il Torino è venuto meno in maniera allucinante. Quindi diciamo che forse giudicare l'Atalanta in questo momento può non essere facile. Però pure io mi aspettavo più o meno un'Atalanta del genere. Addirittura, devo dire la verità, secondo me col suicidio del Torino e qualche altra cosa pensavo, cioè, ha fatto anche meglio di quello che mi aspettassi, mettiamola così per il momento. Sì, vabbè, ma comunque alla fine io ti dico la verità, vedendo comunque come sta andando il Torino, cioè non è che l'Atalanta abbia affrontato abbia vinto 3-0 contro una squadra in forma che comunque partita, cioè era difficile sulla carta la partita, che comunque giocava a Torino contro il Torino, che comunque non è male come squadra, ma Certo. 3-0 il primo tempo, il Torino in pratica non è mai entrato in campo il primo tempo, così come sta sorprendendo negativamente parlando anche la Lazio di Sarri, perché non mi aspettavo un inizio del genere, e la Fiorentina di Pioli. Quindi assolutamente. Però non mi anticipare le domande, porca puttana. Scusa, chiedo venia. No, però a parte le cose, sto pazzando. Però sì, effettivamente sono d'accordo con te. Infatti mi ero segnato delle cose. Detto dell'Atalanta, parliamo della situazione derby. La situazione derby porta un paio di spunti di riflessione. Il primo è che, come io dico ormai da non so nemmeno quanti anni, e che poi è molto legato alla questione che ai napoletani vengono negate le trasferte, tra cui quella di Milano, che non si è capito perché è stata negata la trasferta, che sono sempre andati tutti. Vabbè, tu ci sarai per altri motivi, sostanzialmente, perché non risiedi in Campania. Però per i residenti in Campania, insomma, è stata negata l'ennesima trasferta, e continua ad essere discutibile questo modo di gestire le cose, che ci fa assistere a un derby della capitale di domenica alla mezza, che veramente, ragazzi, è triste. Cioè, io non so come la pensate. Non si può vedere. È stata una cosa non si può vedere. Cioè, un derby, ma questo che cosa mi dice? Non mi dice che le tifoserie sono violente, che poi ci può anche stare, nel senso, io posso anche capire che magari le tifoserie sono violente, ma in realtà la cosa che mi dice di più è che lo Stato cioè l'Italia non è capace di tenere a bada determinate situazioni, non è capace, e non vogliono diventare capaci, cioè non gli interessa gestire l'ordine pubblico in un certo modo, perché penso sia il secondo o il terzo anno consecutivo che continuiamo a vedere il derby di Roma o alle 6 o alla mezza, perché non voglio metterlo di sera. Tra l'altro, prima dell'inizio della partita il cuore dei tifosi romanisti era uno, cioè? che era Odio Napoli. Tra l'altro, cioè, cosa
senza senso. Io continuo a non capirla questa cosa. No, ma io, vabbè, qui poi ci sarebbero tanti discorsi da aprire, soprattutto per chi un po' come me conosce anche l'altro lato della medaglia, no? Quindi parlando dal lato della polizia. Il motivo di ordine pubblico in realtà è semplicemente un discorso di raggruppare quanti più poliziotti possibili in un determinato orario senza far fare straordinari a una delle due fasce. Ma fondamentalmente anche con il derby di Genova della Coppa Italia, se non mi sbaglio, dello scorso anno, abbiamo dimostrato che anche una guerriglia preannunciata alla fine accade lo stesso, perché vabbè, poi lì entriamo su discorsi di leggi italiane che non mi sembra questo il caso. Forse è meglio evitare, sì. Purtroppo queste situazioni ci saranno sempre fin quando, io parlo per i nostri tifosi, fin quando i nostri tifosi non smetteranno di cadere nei tranelli delle altre tifoserie, perché fondamentalmente per chi conosce un po' il mondo ultras sappiamo tutti che sì, i napoletani per anni hanno dato fastidio, però erano sempre in risposta sempre istigati. Esatto. E su questo noi dovremmo migliorare a non cadere, diciamo, nelle tentazioni che ci offrono le altre tifoserie, ma fermo restando che comunque secondo me colpire i tifosi napoletani è la cosa più semplice da fare per chi deve decidere, perché poi senti l''ndrangheta da una parte, la camorra dall'altra parte, i romanisti così, i laziali così, e poi alla fine chi paga? Beh, i napoletani. Però intanto le squadre che sono sotto inchiesta, che sono state sotto inchiesta perché diciamo parlavano con gli ultras che facevano parte dell''ndrangheta o di altre, diciamo, organizzazioni criminali, sono casualmente le squadre del nord e non il Napoli, dove in realtà De Laurentiis è uno dei pochi che si è totalmente discostato da determinate dinamiche che avvenivano nello stadio. Ma poi però io non so se vi ricordate, è troppo facile, questa è la verità. Scusami Vincenzo, ma io non so se vi ricordate il caso mediatico fatto attorno a Jenny Carogne quando successe il corso di fondamentalmente di la Texas, scusami. Spettacolare questa cosa. Purtroppo io abito a Udine, Salvio, lavoro qui e ho la residenza qui in terra friulana. Quindi può andare a vedersi le trasferte, in poche parole. Faccio la faccia vostra. Ecco qua. Tornando sul discorso derby, avendo detto ormai che insomma la questione dell'ordine pubblico è tutto, per me resta scandaloso che si giochi alla mezza. Infatti, vabbè, anche Salve diceva anche in Inghilterra si gioca alla mezza. Ditemi se un derby di Manchester è stato mai giocato alla mezza, io magari mi sto zitto, ma in realtà è comunque un'altra tipologia di calcio, un'altra tipologia anche di, come dire, di palinsesto. In Italia di big match si giocano sempre il sabato sera o la domenica sera a seconda degli impegni europei, dai, sostanzialmente lo il discorso è proprio quello. In Inghilterra sono abituati, cioè hanno tante partite che possono essere viste come big match. Anche noi abbiamo tre partite importantissime in Italia. Sono il derby d'Italia, Juventus-Inter, il derby di Milano, Inter-Milan e il derby di Roma. Almeno queste tre partite bisogna metterla in un orario consono per tutti, che tu me lo metti per la mezza, io per esempio non ho potuto vederla perché ero al lavoro, se non fossi stato al lavoro potevo vederla, per esempio. Ma assolutamente, assolutamente. Allora, vabbè, Phil C, che sarà arrivato da poco, giustamente, in 2 partite missione centrocampo inesistente, una difesa perforabile, no, deludente. Secondo me è un po' eccessivo. Ragazzi, lontano anni luce da quello visto a Bergamo, se non andiamo a registrare a Milano perderemo il primato. Allora, capisco. Siamo il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. No, ma poi voglio capire le 2 partite quali sono? Manchester, dove hai giocato 70 minuti, 10 e Manchester non abbiamo giocato. Manchester, io posso dire che Manchester non è stata giocata. Manchester non ci siamo mai stati, per me, praticamente, per tanti motivi. No, la possiamo anche cancellare.
No, ma è una partita da archiviare come dopo i primi 20 minuti, cioè per me, Sì, l'abbiamo già sì. detto nel post partita, i primi 20 minuti era una partita giocabile, dopo l'espulsione di Lorenzo per me tendenzialmente era già archiviata la pratica, cioè io già sapevo che o succedeva un miracolo e pareggiavamo oppure si andava verso la sconfitta che poi è arrivata. Difesa perforabile per me è discutibile semplicemente per la questione che a Manchester, ragazzi, come già abbiamo detto, sono state 2 giocate favolose diciamo, a farci subire gol. Contro il Pisa, il rigore discutibile chiamato su Bukema e quindi un calcio di rigore e un secondo gol che è figlio di una distrazione spaventosa di Di Lorenzo, un infortunio possiamo chiamarlo di Lorenzo, quindi diciamo secondo me è una visione un po' troppo pessimistica della situazione. Secondo me, poi magari ognuno chiaramente c'è il suo punto di vista. Mi sono aperto il solo per sostenere i tifosi, fare le sole partner da tutti i che ce ne fatto il lavoro. Io lavoro per NBA e WWE dove WWE, che è WWE? Vabbè, sì, ma umilissimo solamente. Wow, bro, che cazzo fai per NBA e WWE? Io sono un appassionato di entrambi e io proprio qualche ora fa ho finito di vedere l'episodio di Raw di stanotte che hanno fatto tra la notte lunedì e martedì. Giusto per qui in America ci amano tutti e siamo la città più bella del mondo degli americani. Addirittura, bene. In difesa manca molto Rachmani, Biogama non posso sostenere, speriamo che rientri subito. In parte sono d'accordo, in altre parti no. Cioè sono d'accordo sul discorso di Rachmani perché lui è l'equilibratore della difesa ed è vero. Biogama può sostituirlo. Bisogna lavorare, è un difensore diverso rispetto a Rachmani. È un gran bel però difensore, può sostituirlo, ragazzi. Può sostituirlo Rachmani, assolutamente. Dai, ha fatto una partita a Manchester comunque veramente, secondo me, ma anche a Firenze, anche a Firenze, ragazzi. Manchester è, a parte la puttanata di ieri quando ha regalato il pallone a Tramoni lì, comunque io non ho sentito la mancanza di Rachmani onestamente. Anche io, perciò dico, posso capire che sono 2 partite che possono, tra virgolette, far storcere un po' il naso per determinate situazioni, però questa mi continua a sembrare una visione un po' troppo pessimistica. Tra l'altro Biogema penso che abbia dimostrato che è davvero un bel difensore, è chiaro che deve crescere nella mentalità, stiamo parlando comunque di un difensore, ragazzi, di un ragazzo che viene dal Bologna, quindi con tutto il rispetto per il Bologna che sta crescendo negli ultimi anni, ma comunque non è una squadra che gioca stabilmente in Champions o in Europa, è anche giusto che bisogna un attimo dargli un po' di tempo per alzare l'asticella a livello mentale. Comunque ragazzi, scusatemi se vi interrompo, io purtroppo devo andare. Va bene, salutiamo tutti Fernando che ringraziamo, diciamo, per la presenza nonostante il lavoro, ci sentiamo con calma. Buonasera. Ecco. Ciao Fermi. Buonasera. Ciao ragazzi, e forza Napoli sempre. Ciao Fermi. Allora, Salvio, ci stai dando una notizia che penso sia arrivata da poco. Buongiorno. Che di buongiorno, che salterà le prossime 3 partite. Subito. Porca puttana. Me la confermi sta cosa, sa? Perché io probabilmente sarà arrivata da poco. Per almeno altre 3 partite questa è tosta, è tosta perché domani cosa? Domani ci dovrebbero essere gli esami. Ah, ok, vabbè, quindi bisogna non è confermato, allora aspetteremo domani. Non è confermato. Luis al 74 dice: Napoli così forte non l'abbiamo mai avuto, eppure c'è chi si lamenta. Ma io infatti sono tendenzialmente d'accordo, questo è il motivo per cui per rispondere a questo commento, per cui io prima dicevo, chiaramente abbiamo parlato di una serie di cose, ma non è tanto per lamentarci, ragazzi, ma in realtà è per almeno dal mio, parlo per me, e più che altro per andare ad analizzare alcune situazioni. Per esempio Fernando è sempre molto, diciamo, come dire, estroverso nel modo di esprimere le cose, molto colorito. Io sono, diciamo, a volte non sono d'accordo con quello che dice, nel senso che io non mi sto lamentando, comunque abbiamo un Napoli fortissimo, una squadra
che più forte non è quasi mai stata, soprattutto nell'organico in generale, quindi io non mi sento di lamentarmi di nulla, siamo a punteggio pieno, abbiamo fatto, nonostante l'espulsione, un'ottima esordio in Champions, un'ottima figura nonostante la sconfitta, per tanti motivi. Ragazzi, bisogna solo stare tranquilli e far lavorare Conte e la squadra, che sicuramente ci daranno tante soddisfazioni. Da qua a dire faremo quello o quell'altro, non mi lancio in pronostici stupidi, però io sono felicissimo di tante cose. Anche perché pensiamo che in panchina noi ieri avevamo ancora, cioè noi ci siamo permessi di fare entrare Lobotka, Anghissà, Lucca, Lang in panchina, tanta roba, Neres in panchina, cioè ragazzi, comunque una rosa così forte nei numeri non l'abbiamo mai avuta, quindi tranquilli, siamo primi, abbiamo vinto 4 partite su 4, il campionato è lungo, la Champions è lunga, equilibrio. Ma assolutamente, infatti per adesso come è fatto il napoletano, pensate che se ieri ci aspetta una batossa, noi ci sorprende in positivo domenica, segnatevi questo commento. Questo commento ce lo segniamo molto volentieri, ragazzi, ma soprattutto ovviamente facciamo i soliti scongiuri. Ma io sono d'accordo, nel senso che non è che sono d'accordo, ogni partita fa storia a sé. I cali di tensione esistono, ce li hanno tutti, c'è per esempio ho visto alcuni video in cui raccontavano della partita Inter-Sassuolo, che è una delle poche partite che non sono riuscito a seguire in questo weekend, in cui parlavano di un Inter che sì, ha vinto, ma non è che ha straconvinto, sicuramente ha giocato bene, ha vinto la partita, ma per esempio parlavano di un Inter che sembrava sempre perforabile ogni volta che Sassuolo attaccava, quindi tutte le squadre dopo una partita di Champions, ma lo stesso, scusami Vince, ma come lo stesso anche la Juventus. La Juve l'ho vista la partita l'ho vista fisicamente, sono andati in difficoltà a un certo punto col Verona che li massacrava, anche perché dobbiamo ricordarci che soprattutto le squadre che lottano per salvarsi stanno in una forma pazzesca, perché solitamente cercano di partire a bomba, quindi e hanno una partita a settimana che dal punto di vista fisico e mentale chiaramente è diverso. Sì. Sempre un motorino che passa? No, è una continuazione che chiaramente dal punto di vista mentale è diverso. E poi ragazzi, la questione mentale spesso è fondamentale e noi ce la dimentichiamo, perché un conto è, anche se non chiaramente la grande squadra non deve ragionare così, però un conto è che dice il Napoli, ok, viene il Pisa in casa, non è come giocare a Manchester, e un conto dall'altro lato dice ok, sono il giocatore del Pisa, devo andare a giocare a Napoli, cioè vado a Napoli, vado contro i campioni d'Italia, cioè, capito? Quindi è chiaro che è questo che bisogna allenare a livello mentale, ma questo io sono sicuro che Conte lo sappia più che bene, non c'è bisogno di poi ragazzi, ogni partita è a sé, ricordatevi, ogni partita, non possiamo dire che il Pisa ieri ha giocato bene, cioè c'è sempre l'avversario dietro e non è sempre colpa del Napoli, ricordiamoci anche questo. Assolutamente. Il Pisa era bello quadrato, dietro la palla, aggressivo, sì, abbiamo avuto le nostre defezioni, per l'amor di Dio, però c'è sempre l'avversario. Va bene, siamo positivi nella vita, abbiamo 4 vittorie su 4 e siamo capolisti, cazzarola. Ma infatti sì. Allora, tornando a noi, io avevo giusto qualche altra domanda random. Allora, abbiamo parlato del derby di Roma, ma la domanda vera del derby di Roma è: secondo te, a questo punto, dato che Fernando ci ha visto, secondo te Pellegrini può essere un nuovo acquisto? Tra l'altro ti vorrei ricordare quello che ti ho detto. Te lo volevo dire, tu sei un pezzo di... Perché andatevi a recuperare la live che abbiamo parlato dei consigli del fantacalcio. Questo deficiente qui che vedete qua nel quadratino, detto io ho fatto un acquisto a uno al fantacalcio. E chi è? È uno che stava fuori dai radar perché chi? Pellegrini, perché so che Pellegrini rientrerà nella Roma, giocherà e si farà valere. Oh, chi l'ha aiutato a titolare a pure segnato. Quindi non l'ho schierato, io non l'ho schierato perché chiaramente veramente è stata una scelta a sorpresa di Gasperini, totalmente a sorpresa, cioè non c'era nemmeno nell'aria
l'ipotesi di Pellegrini, perché se ci fosse stato solo nell'aria la cosa io l'avrei messo in campo, perché infatti quando hanno dato le formazioni nemmeno io, Andrea, Antonio mi ha scritto, ha Si è fatto mangiato le mani. no, e se no, infatti lui ha detto non è che si è mangiato le mani perché non potevi saperlo, però Antonio ha detto Vince è già scritto segna Pellegrini, e infatti incredibile, sai, con la storia, diciamo, il caso poi va, le cose vanno tutte al loro posto, E ti quindi devo dire, mi fa anche piacere perché potrebbe essere una sliding doors per un giocatore che secondo me potrebbe dare tanto e anche in chiave nazionale potrebbe dare tanto. Se si riprende nuovamente la Roma sulle spalle, è un giocatore che ha tanto talento. A me è sempre piaciuto come centrocampista, come tre quarti. Chissà, allora se si riconferma nella Roma è un valore aggiunto ed è un acquisto. Quindi Pellegrini è tanta roba secondo me. Se rientra il vecchio Pellegrini di 3 anni fa, due, 3 anni fa, il dubbio chiaramente è quello. era, era tanto, tanta Il roba, dubbio è quello e bravissimo. capiremo se Gasperini riuscirà in questo ennesimo miracolo. Allora, diceva il nostro amico, lo chiamo ATN perché ATN è il nome del canale, diceva il fatto che il Napoli deve far valere, si deve far valere in Champions perché dobbiamo tappare un paio di bocche, perché dice di loro non parlano solamente un giorno che il Napoli gli ha strapazzato i nervi, perché se vi ricordate un paio di anni fa dice che quando vincevamo uno scudetto potevamo parlare, nel frattempo ne abbiamo 22, e cosa che non va giù a certa gente del nord, ma questo lo sappiamo benissimo, addirittura abbiamo messo 100 passi avanti in tutto l'unico alibi è l'Europa. Allora, ma è chiaro che ho cercato di leggere velocemente i commenti, è chiaro che dovete ragionare, ragazzi. Allora, la cosa bella, che vi può sembrare brutta, ma in realtà noi dobbiamo capire che è una cosa bella, è che il Napoli adesso viene trattato come una grande, perché è diventato grande. Ed effettivamente, come hai detto tu, Fra, effettivamente è come se avesse fatto 100 passi in avanti sotto tanti punti di vista e si trovasse, tra virgolette, anche come struttura, come progetto, come soldi, come tante cose, avanti rispetto alle altre. Quindi, raga, vi ricordate come trattavamo, tra virgolette, noi la Juve quando arrivò Conte nei successivi 9 anni? Così ci trattano. E quindi, da un certo punto di vista, dobbiamo anche essere contenti e accettare il fatto che adesso è chiaro che dopo gli episodi col Pisa stanno facendo palle tanto, perché chiaramente dicono che il Napoli è stato favorito perché chissà per quale motivo. Era la stessa cosa che noi spesso dicevamo della Juve, che poi con la Juve era vero, quello è un altro discorso. Però vabbè, non tanto nei 9 scudetti consecutivi, No. diciamo che c'erano delle cose veramente molto strane, però va bene, però prima insomma effettivamente era vero. E per dire, voglio che diciamo è giusto che sia così, è giusto che se ci sia qualche passo, se ci sarà e ci sarà qualche passo falso soprattutto in Europa, è normale che verremo massacrati perché non aspettano altro. Allora, secondo voi i segnali fisici durante la partita col Pisa dipendono dalle energie sfruttate in Champions, perché non abbiamo una cosa che possa reggere competizioni importanti? No, io penso sia semplicemente solo una questione mentale. Sono d'accordo. Di concetti. Non è un calo fisico, ragazzi, non è un calo fisico. Considerate anche un'altra cosa, la preparazione di Conte è pesante, ci vuole tempo per rodare nelle gambe, cioè quindi se non vanno a 1000 all'ora, non possiamo pretendere che le squadre possano andare a 1000 all'ora a metà settembre. Ripeto, aspettate, non possiamo pretendere che le squadre possano andare a 1000 all'ora subito, aspettate. Il calo fisico non è dovuto né cioè non c'è nessun calo fisico e non c'è neanche un discorso che la rosa non può competere le due competizioni, perché uno, abbiamo tutti i ricambi, forse manca un ricambio a destra per su di Lorenzo. Quello è un tassello che può mancare nella formazione del Napoli, però si può sopperire, perché ricordiamo c'è anche Gutierrez che è un altro valore aggiunto,
sono tanti giocatori che non sono entrati ancora totalmente nelle rotazioni. Tra l'altro, ieri non ha giocato nemmeno un minuto Olivera in tutto questo. Olivera, bravissimo. Teniamo anche Olivera in panchina. Anche Olivera, quindi ripeto, sostanzialmente si può stare relativamente tranquilli. Poi vedremo le prossime partite cosa ci diranno. Quello che ci chiede infatti ATN ci cioè abbiamo 5 partite che sono abbastanza toste. E allora io non mi lancio, come ho detto, in nessun pronostico, perché preferisco non fare i pronostici assolutamente, però sono 5 partite in cui il Napoli ci potrà dire che cosa vuole fare quest'anno per tanti motivi. Si va adesso a Milano domenica col Milan, naturalmente, e si cominceranno a capire delle cose, perché per esempio dice Phil C, sto vedendo il Milan, si divertono, segnano pure tanto, sarà bella tosta a Milano, ma indubbiamente è pur vero che il Milan ha giocato contro un Udinese che ha giocato in maniera discutibile, e io ho visto la partita, per quanto Runaic abbia voluto dire che il Milan è la squadra più forte del campionato, potrebbe avere anche ragione, però ha giocato a Udine, ripeto, contro una squadra che si è arresa molto facilmente, e sta giocando contro il Lecce di Di Francesco, perché per quanto vogliamo bene a Di Francesco, insomma, è sempre molto bravo a suicidarsi in ogni squadra che va ultimamente, quindi sa fa cartelle che stanno. Sarà sicuramente una partita durissima, però da qui ad avere paura io non ho paura. Poi puoi anche andare lì e perdere. Parlando di Coppa Italia, il Napoli affronterà il Cagliari, che ha vinto 4-1 contro il Frosinone. Yes, ci arriviamo tra poco. Diceva Salvio, tornando al discorso di prima, è dubbio anche che se De Bruyne va a contrasto 9 volte su 10, hai fallo a favore. Questo anche per dire la questione dei giocatori che è in campo, no? È logico, anche questo conta come peso del giocatore. È quello che succedeva, insomma, con determinati giocatori, come quando giocava Totti nella Roma, quando giocava Del Piero. Se toccavi Totti era fallo. Li toccavi e chiaramente chiamavano subito fallo. Quindi, detto ciò, Massimo Taiocchi, che ha appena scritto: ragazzi, ieri sera alla fine della partita Conte poteva evitare di ritornare a parlare di mercato, una partita vinta a stento, che pesantezza. Allora io posso, cioè, non lo so, evitare non ha parlato, no, ma non ha parlato di mercato, ha solo fatto il pompiere. Esatto, lui ha voluto mandare un messaggio e soprattutto ha voluto provare a togliere un po' di pressione ai giocatori che ha in rosa, semplicemente. Non ha parlato di mercato, anzi, ha detto, perché l'ho sentita l'intervista, Pardo diceva avete fatto un mercato importante, e lui diceva no, abbiamo fatto un mercato. Comunque quando giustamente, però, perché non gli puoi dare torto, se prendi 9 giocatori, tu hai comunque preso una sorta di squadra in più rispetto a quella che c'era prima. Quindi abbiamo fatto un mercato per riempire la rosa. Che poi sia un mercato importante lo vedremo dopo, quando arriveranno dei risultati in base a questo mercato. È un mercato fatto per riempire la rosa, non gli possiamo dare torto. Lui diceva il mercato importante lo si fa quando si comprano giocatori di 50-60 milioni. Effettivamente è vero, abbiamo fatto un grande mercato, perché prendere Bukema, prendere Lang, prendere Luca 35, De Bruyne, ritorno di Elmas, comunque è un grande mercato rispetto anche alle altre società. Quindi ha fatto solo un discorso di pompieraggio, non ha parlato, non ha denigrato il mercato del Napoli, ragazzi, non travisate le parole. Ma assolutamente, io penso che veramente quest'anno, e si vede anche da come parla, anche dalle conferenze stampa, non sia minimamente, diciamo, dispiaciuto, per così dire, con il mercato. No, infatti, bravissimo. Ma si vede, perché l'anno scorso comunque con delle uscite aveva fatto capire che c'erano delle cose che non gli piacevano. Per il momento non c'è stata nessuna uscita del genere, lui sa che comunque ha avuto tendenzialmente più o meno quello che voleva. Chiaramente ci deve un attimo anche lavorare lui. Ragazzi, grazie del vostro pensiero, Massimo, ma figurati, ragazzi, potete fare tutte le domande che volete. Le domande che volete. Tranquillamente, e vi rispondiamo soprattutto in maniera sincera, non, tra virgolette, non per farvi contenti.
stiamo massacrando, tra virgolette, Filci, che giustamente dice non critico il Napoli al 100%, anzi sono quel tipo se lo scorso anno mi interessava di più il risultato e non il gioco. Ma quest'anno ho paura perché vedo una difesa e non c'entrava, un po' e mi preoccupa. Ma guarda, potrebbero, ti ripeto, torno a dire, senza magari dilungarci troppo, potrebbero essere delle sensazioni dovute a determinate situazioni di gioco che sono capitate durante queste ultime 2 partite. Perché se io vi devo dire che ho avuto queste sensazioni nelle prime 3 partite del Napoli, no ragazzi, io allora a Sassuolo non ho mai avuto la sensazione di poter essere, tra virgolette, fatto male dal Sassuolo. Col Cagliari è stata una partita dura, vinta sicuramente al 95esimo, ma come hanno detto anche tanti altri giornalisti e commentatori, totalmente dominata, cioè nel senso che se il Napoli, ragazzi, quelli sono punti di vista, cioè col Cagliari per esempio noi abbiamo vinto all'ultimo secondo, ma se il Napoli segnava al 50esimo, per capire, e poi manteneva il risultato, si sarebbe capovolta la storia, si sarebbe detto grande Napoli che ha grande squadra, ha segnato e ha mantenuto il risultato fino alla fine, cioè alla fine sembra 1-0, cioè nel senso cambia solo il metodo, diciamo la visione della situazione, quindi per questo dire, come lì nelle prime 3 partite abbiamo avuto una determinata visione, adesso non voglio avere una determinata visione opposta, serve equilibrio e bisogna aspettare. Ma anche stesso con la Fiorentina noi abbiamo dominato la partita, poi sempre il discorso del calo di concentrazione, abbiamo dato possibilità alla Fiorentina di rientrare in partita, ma fino all'80esimo, 75esimo in poi, 80esimo, il Napoli quella partita l'ha dominata, ragazzi, e non ci sono stati problemi difensivi, quindi là si ritorna nuovamente a quel discorso di concentrazione, quindi tranquilli per la difesa. Il fatto di staccare la spina, il fatto di non sapere ancora bene, più che altro gestire la partita, gestire i tempi, gestire i momenti, prendersi il fallo, diciamo, tattico a centrocampo per far respirare la squadra, cioè queste cose ancora mancano, perché per esempio, e qui si vede, no? E qua vi volevo a un certo punto tutti quanti, anche se non era proprio un discorso che volevo fare perché mi è venuto in mente mo', quando dicevano ma Lukaku non serve, ma che ce l'hanno accattata a fa, ragazzi, Lukaku ti fa questo, la gestione della partita al momento di Lukaku ti fa questo, un giocatore come Lukaku rispetto anche a Luke e allo stesso Højlund, che pure cerca di farlo in un certo modo, ma non hanno la sua stazza. Lui gli davi palla, lui difendeva, prendeva il fallo, addormentava il gioco, ti metteva la... cioè ragazzi, aveva naturalmente la sua importanza, quindi ripeto, dobbiamo portare pazienza. Intanto salutiamo anche Anthony, che purtroppo per lui è arrivato più o meno verso la fine. Vabbè, recuperati la live che abbiamo fatto. Esatto. Da fa un'ora, vatti a sentire quello che dici. Recuperatela che è meglio. Io penso che segnare al 95esimo significa che c'è creduto nel mollato, significa assolutamente, perché comunque devi arrivare a farlo quel gol. Quindi io sono assolutamente d'accordo. Devi arrivare a farlo e fidatevi ragazzi, queste partite qua, come fu la partita dell'anno scorso col Parma, se vi ricordate, e credo che ce la ricordiamo tutti, sono quelle partite che a fine anno ti fanno la differenza, perché qualsiasi squadra arrivato il 95esimo, basta, va bene, perfetto, portiamoci il pareggio, sti cazzi. Invece noi abbiamo attaccato fino alla fine e fino alla fine anche Sa ha segnato. Quindi quello fa la differenza, invece di prendere un solo punto ci siamo presi 2 punti in più e quello fa la differenza, quella è mentalità di grande squadra che non molla mai, raga, prendiamoci quello. E aggiungo, prima di farti le ultime domande Andrea, ragazzi, come devo scendere 3 tonnellate di rifiuti da casa, inizio a salutare, ma vi ascolto. Ciao Salvio. Vorrei aggiungere l'ultima cosa, è che dobbiamo ricordarci sempre che fortunatamente il Napoli sta facendo un percorso. Ragazzi, noi siamo all'interno di un percorso che stiamo percorrendo e quindi dobbiamo stare calmi, nel senso che saremmo tutti felici di vincere sempre e non è detto che non riaccada, però dobbiamo stare calmi, anche perché la storia, diciamo, ci insegna che noi non siamo abituati a fare determinati campionati uno dietro l'altro. Questo quest'anno potrebbe capitare, potrebbe non capitare. L'importante è che il Napoli
continui a fare questo percorso, continui a crescere come società, continui a crescere come infrastrutture, continui a crescere come mentalità, e poi i risultati e le soddisfazioni arriveranno sempre. Però la cosa che io spero e auspico, che ci siamo sempre detti, no, in questi mesi e in tante uscite, è che il Napoli si è posizionato lì e resti lì. C'è questa cosa, noi ce l'ammagliamo in capo. Non è importante per forza vincere sempre, l'importante è che tu ti posizioni lì, perché vuol dire che ci puoi provare sempre. Cosa che capita, guarda caso, alle solite note. Voi a inizio campionato, a parte togliamo da mezzo il Napoli, quali sono le squadre che pensate che possono sempre lottare, pure se magari non è rosso? Sempre lì. Juve, Inter e Milan. Perché si sono posizionate lì. Noi dobbiamo fare quello, posizionarci lì. Poi sostanzialmente ognuno giustamente ha la sua opinione. Ragazzi, like a prescindere, bravi, continuate così. Grazie Massimo, grazie davvero. Grazie davvero, ragazzi. Noi insomma lo facciamo perché veramente facciamo spargete la voce, ragazzi. Girate tutto, girate i nostri link a tutti quanti quelli che conoscete. Venite a noi. Basta. Io stavo per dire, lo facciamo perché chiaramente ci divertiamo e ci fa piacere. Andrea, giustamente, cioè, come giusto che sia, quindi ragazzi, se ci potete proporre, ci fa piacere. Lo facciamo. No, lo facciamo perché ci fa piacere, ovviamente, però un like e un'iscrizione non costa un cazzo, quindi iscrivetevi. Anzi, siamo arrivati quasi a quota 5.000, quasi a 5.000. Infatti. Domenica giocate scende l'atteggiamento giusto, il Pisa che conta la formazione domenica, buono non sbagliare. Sì, Antonio, in realtà ne abbiamo parlato tanto in questa live. Io sono sicuro che l'atteggiamento sarà quello corretto domenica, non ho dubbi su questo, anche perché sarà diverso andare a giocare col Milan rispetto a giocare col Pisa, con tutto il rispetto per il Pisa, nel senso io... Vabbè, per forza. Assolutamente, abbiamo detto che chiaramente la grande squadra deve scendere con la stessa mentalità contro tutti, però è chiaro che nella testa dei giocatori c'è una differenza di giocare a San Siro col Milan rispetto a giocare in casa col Pisa, e diciamo che fortunatamente tra virgolette siamo riusciti comunque a battere. Detto ciò, Andrea, prima di chiudere volevo fare un altro paio di domande veloci. Vabbè, la prima domanda stupida, rinnovo di Politano fino al 2028, immagino siamo tutti contenti di questa cosa, strameritato. Questo era più un dirlo che un domanda. Lui è un capopopolo, lui rimane fino a quando non deve ritirarsi, secondo me, a Napoli, o farà la fine di Cagliacona, che poi andrà via e andrà a giocare in squadrette, ma è un grande, cioè Politano si è proprio immedesimato nell'identità partenopea. Sì, l'idea sua penso sia quella. Cosa che non mi aspettavo a inizio, onestamente. Vabbè, perché poi sono successe una serie di cose, quindi sarà stato anche... Tante situazioni poi ti portano a pensare in un certo modo. Salve dice, segna la doppietta di Højlund contro il Milan, suppongo, io prego, anche perché c'ho anche Højlund al Fantacalcio, quindi... chi lo fa 3 Fantacalcio? Per forza tutto quanto, quindi. Ne faccio solo 2 quest'anno, solo 2. Ah, quest'anno 2? Solo 2. Pensavo al terzo l'hai peso. No, non si è organizzato in realtà. E Højlund pure l'ho preso per 2 noccioline alla banana. Allora, altra domanda, altre 2 domande. Allora, Fiorentina Como, il Como vince a Firenze, quindi Como che continua a candidarsi dal mio punto di vista continua a candidarsi un posto Europa. Sì, un posto Europa, un ruolo comunque tendenzialmente da protagonista un pochino nel campionato, come l'ho fatto anche l'anno scorso. Ti sento, metto il telefono sotto carica, però ti sento. Vai. In realtà la domanda che ti volevo anche fare, Andrea, anche se stai scappando, vabbè, Salvio dice 8-2 per il Milan, ovviamente. Esatto, la Fiorentina, la mia domanda era: Pioli is on fire, nel senso però brutto della frase, non tanto non nel senso buono, perché ragazzi la Fiorentina ha fatto 4 partite, nessuna vittoria, 2 o 3 sconfitte, non ricordo, forse 2 sconfitte e 2 pareggi, non mi ricordo, prestazioni discutibili, quindi Pioli is on fire, senza che sta via per? Questa è la domanda.
Più che Pioli is on fire, Pioli is quasi out. No, nel senso che mi senti? Quasi fired. Fired Is significa quasi hit proprio. no, è fired. Fired è licenziato, bravo. Fired è licenziato. Lo so. Sì. Quello intendevo. Bravo, mi piace questa cosa. Beh, possiamo mandare l'hashtag Pioli is on fired. Vabbè, ma poi questa cosa. No, appena tornato agli Emirati. Ragazzi, scrivete, commentate con Pioli is on fired. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate Pioli on fire. Comunque, no, mi aspettavo di più dalla Fiorentina, ma molto di più, ma per la squadra che allestito mi aspettavo molto di più. Addirittura si sta parlando di Spalletti. Ci può stare, nel senso che ci può stare, nel senso che Spalletti sarebbe sicuramente, intanto Andrea si è bloccato, sarebbe sicuramente una grandissima soluzione per la Fiorentina. Anthony dice non credo che Spalletti accetti, ragazzi, non lo so, perché comunque potrebbe accettare come non accettare. Eccolo subito Salvio che commenta con Pioli on fired, che effettivamente sono anche bene, insomma a me dispiace un po' per Pioli, però sostanzialmente veramente ha fatto un inizio terrificante, poi magari si potrà recuperare. E allora io l'altra domanda che volevo fare ad Andrea, che però è morto tra virgolette, era dove può arrivare il Cagliari, perché il Cagliari ha fatto un inizio di stagione interessante, veramente interessante. Andrea ci ha abbandonato, il Cagliari ha fatto un inizio di stagione veramente interessante, sarà la squadra che affronteremo in Coppa Italia, ed è stata la squadra che siamo riusciti a battere al 95esimo. Quindi in realtà è una domanda che volevo fare ad Andrea, ma vi dico che secondo me il Cagliari, se continua così, se Pisacane continua così, e tra l'altro mi fa veramente piacere per Pisacane, potrebbe arrivare più che altro a una salvezza tranquilla. Ecco Andrea che si è spostato. Sembrava strano che non ci fossero stati ancora problemi di connessione. Sembrava infatti, molto strano, però fortunatamente siamo quasi alla fine. Il miglior profilo possibile per Andrea che ti è ribloccato. Comunque Andrea, in realtà ho cambiato argomento dicendo semplicemente che dall'ultima domanda a cui ho un pochino già risposto per mio conto, e dove può arrivare il Cagliari? Il Cagliari ed ecco, ci allacciamo al discorso che il Cagliari ha vinto 4-1 contro il Frosinone, la nostra prossima avversaria in Coppa Italia, ma il Cagliari ha allestito una bellissima squadra, ragazzi, sicuramente per una salvezza tranquilla, quello sicuro, e mi sta sorprendendo in positivo rispetto a Pioli con la Fiorentina, Pisacane al Cagliari, perché oltre alla squadra, mi fa anche piacere. oltre alla squadra, anche a me, oltre alla squadra comunque è un allenatore giovane, capace, che dà un'identità alla squadra, e poi ai giocatori, cioè li ha, salvezza tranquilla, non ti dico che arriverà in zona Europa, no, perché là credo che il Como sia la squadra che possa prendere quelle posizioni lì. Il Cagliari però dal 10° al 13° va tranquilla. Pure io penso sia una salvezza tranquilla, ma non credo più e darà filo da torcere alle varie squadre. Assolutamente sì. È quella squadra non materasso di metà classifica. Assolutamente anche sì. Perché mi fa anche piacere il fatto che abbiano puntato sul ritorno di Belotti, abbiano comunque un attacco italiano, quindi hai Belotti e Esposito, che è una bella accoppiata. Gaetano, Foloruscio, Prati, cioè è bello vedere questa amalgama di giocatori italiani che finalmente si ritornano lì, perché sono forti, ragazzi, quelli del Cagliari sono veramente forti, è una bella squadra. Assolutamente. Ragazzi, noi Palestra, bravissimo Anthony, noi penso che siamo arrivati in chiusura, Andrea, se sei d'accordo con me. È stata una bella live, ragazzi, come sempre, una bella puntata del caffè del lunedì in cui abbiamo parlato di tante cose. Noi ci rivediamo tra giovedì e venerdì, penso più venerdì, adesso vi aggiorneremo con i pronostici.
della prossima giornata, pronostici, consigli fantacalcio, cazzate varie, vediamo che cosa succederà in questa settimana, vedremo se Buongiorno si deve far benedire come ha detto Fernando oppure no, e ne parleremo. Esattamente, a noi. Noi vi auguriamo una buona serata, una buona notte, forza Napoli sempre e ci vediamo alla prossima puntata.